Allora, ciao raga, oggi intanto che già che ho fatto questa squadra, perché devo fare sempre le cose offline? Veramente faccio una squadra assurda e non sto facendo video. Appena faccio video faccio una squadra che non si può guardare. Allora, vediamo se arriviamo magari anche a 193, che sarebbe il mio massimo del draft. 192 sempre. Una bella Iandro, buonasera, yesungo. Raga, siamo arrivati al 193. Non so se si può superare. Non lo so. Il 193 l'abbiamo fatto. L'abbiamo rifatto. Cioè, guardate che squadra, il più scarso è un 91. Ah no, un 87. De Segni. Però è un icon. No, vabbè, io sto male, raga. Sta squadra fa le buche. Se sarebbe in FIFA 21. Cioè, se esisterebbe il draft in FIFA 21, sta squadra farebbe le buche. È troppo forte sta squadra. Veramente. Xavi, Alonso, il centrocampo. Io prima, a posto di quel Griezmann, avevo questo qua. Se lo metto mi fa di tutto peggio. Devo mettere Daniel, però poi ho messo Daniel Olmo. Poi praticamente ho sbagliato. Sì. Poi praticamente ho messo Neymar. E poi ho trovato il signorino. Ok, questa è la squadra. Secondo me è troppo forte. Lo so, non ho fatto video per 2 giorni, però sono steso io perché devo ritornare un po' su TikTok. Sapete, sto arrivando là a 60 follower. Qua invece sono ancora non so quanto. Fa schifo questa pubblicità. Allora, vediamo qua. Oddio, Pippo Inzaghi. Vabbè, danno Pippo. My friends, he get it sure. Abbiamo sempre quell'attacco, Ronaldo e Messi. Però non abbiamo qua Xavi. Granero. Versallico. Balenciaga. Maicon. No, sta squadra, aspettate che me la salto perché fa troppo schifo. Ora qua Messi. Questo voglio provarci senza Messi. Baggio, oddio. I'm gonna wish you a Merry Christmas. Canales, Soldado, Messi. Quello Messi ci esce sempre, Messi. Canales. Faccio qua magari, aspettate. Silva. Vabbè, sto facendo cose pazze. Ma comunque, vediamo qua. Van Basten. Messi, oddio, Ronaldo. Ma noi sembra con l'attacco, facciamo. Ma qua veramente, chi mi deve...
Abbiamo... Qua dammi... No, veramente, che squadra. Garay. Ramos. Veramente, ci vorrebbe che mi dà Piqué. Vabbè, anche questo è buono. Però dobbiamo togliere quel centrocampista. Vabbè, vediamo qua. Son. Isco. Oh, li stiamo facendo la Serie A. No boa. No boa. No boa. L'avete capita? Oddio, 189. Però scarso col Fernandes. A sta squadra non mi piace. Valdes, va bene. Tanto noi non ce lo giochiamo il draft, allora possiamo metterceli. Insigne. Vince il draft, vabbè. Questa non abbiamo fatto granché perché tanto a 194 non ci arriviamo. Noi come ogni volta che entriamo nel mio sempre questo. Comunque volevo fare vedere poi. Comunque Akinator volevo giocare alla fine. Akinator volevo fare perché era Akinator quello che volevo fare, personaggio, non animale. Allora proviamo proviamo Piert01 che sarei io, vediamo. Pietro è nato in Italia, sì. È stato scoperto grazie a YouTube, sì. Famoso grazie a Minecraft, no. È femmina, no. Ha a che fare con il mondo dei videogiochi, sì. Ha capelli colorati, no. Ha a che fare con Favij, no. Ha più di 1 milione di iscritti, no. Ha a che fare con Fortnite, no. Ha fatto video su piano. È quasi pelato, no. Fa video con la ragazza, no, perché neanche c'è la ragazza. Porta gli occhiali, no. Gioca a Brawl Stars, no, io non ci gioco. Ha più di 19 anni, no. Tutti no. Oh sì, ti conosce, sì, sono io. Ha il tuo stesso cognome, sì, sono io. È andato nel Lazio, no. È una youtuber, sì. Gioca come libero. Come libero, non lo so. Vive nel Lazio, no. Vive vicino a te, sì, perché proprio a me. No. Il padre è in carcere, no. Vive ad Arezzo, no. The Phoenix? No. Vediamo, riproviamo. Vive nella stessa casa, sì. È appena nato, no. Ci piacciono le caramelle, a me mi piacciono tanto. È romano, no. Dice ciao. Niente, non mi trova. Ora invece facciamo, vediamo. Proviamo il Masseo. Chi conosce? No. È femmina? No. È un attore? No. Esiste davvero? Sì, il Masseo esiste. Vai. Vive in Italia? Sì. Proprio sì, il Masseo. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Sì. Grazie a Minecraft? No, lui questo. Ha capelli colorati? Non lo so. Si è mai fatto vedere la faccia? Sì, 100 volte. Ha a che fare con Fortnite? No. È uno youtuber. Non lo so.
Non lo so. Aspetta che non lo so. Sposato, non lo so. Ha mai avuto bambini? Non lo so. Psichici? Non lo so. D'Elba? Non lo so. Ma chi avrà? No. No. Non ne indovina uno. Ha più di 1 milione di iscritti? Sì. Ha a che fare con Favij? No. Fa video con la sua fidanzata? No. Ha sembiante su linee? Ma sono youtuber. Gameplay su GTA 5? Non lo so. Viva a Palermo, magari. L'avrete incontrato? No. È romanista? Probabilmente. Il tuo personaggio porta sempre i capelli lunghi? Sì. No, 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 lo devo censurare queste cose però. Dai, ma il Masseo è famosissimo. Vabbè, facciamo un altro. Facciamo... Vediamo, aspetta, sto pensando, raga. Favij, vabbè. È nato in Italia, sì. Famoso grazie a YouTube, sì. È famoso grazie a Minecraft? Probabilmente no, perché è una donna, no. Ha a che fare con dei leoni? No. Lui voleva dire lion, a porta degli occhiali, no. No. Sì, con qualche altro youtuber l'ha girato, sì. Ha a che fare... No. L'ha indovinato. Un trio no. Vive con Favij, sì. È Favij. Lorenzo Stuni. Infatti, era lui. Favij. Sì, l'ha indovinato. Facciamo lui dei me contro te? Vediamo, sì. Lui dei me contro te. Secondo me non lo indovino. È un videogiocatore? No. È uno youtuber? Sì. Vestiti femminili non credo. Ha cantato una... No. Fa parte di un gruppo? Sì. È di Roma? No. È di Palermo? Ha a che fare con i videogiochi? No. Fa video con la propria ragazza? Sì. Ha a che fare con fantasmi e spiriti? No. No, raga. Però non è detto, è nato a settembre, non lo so. È interista, non lo so. Vive sugli slime. Sì. Spero che dice Sofia. Lui. Luigi Calagna. Calagna. Cala la lasagna. Oh, non è mica Funstein. Cala la lasagna. Veramente lui però l'ha indovinato. Vediamo, proviamo un calciatore. Proviamo che deve indovinare Paolo Rossi. È morto qualche un mese fa. È uno... No. Sì. Ti conosce? No. Sì. Probabilmente. Ha almeno fatto 4 film. Non lo so. Canta, no. È in sovrappeso, no. Porta gli occhiali, no. È un attore comico, no. È un attore. È pelato, no. È un conduttore, probabilmente. Lavora in Rai. Probabilmente no. Ha fatto un quiz televisivo, no. Ha mai divorziato? Non lo so questo. È un mago? No. È diventato papà? Probabilmente. Ha lavorato in Mediaset? Probabilmente. No. Ha problemi a salutare? No. Paolo Rossi non ha.
No. Uno sport individuale. Non lo so cosa significa. Ha a che fare con i motori, no? Uno sport all'aria aperta, sì. È un ciclista, no? È famoso agli sport acquatici, no? Ha a che fare con la neve. Oh, una volta un calcio. No. Era Paolo Rossi. Ora invece facciamo Del Piero. Se no, negli anni 80 no. È solo campione del mondo? Questo non lo so. È originario della Campania? Non... Probabilmente no. Ha vissuto a Roma? Non lo so. È nato a Lecce? Probabilmente. È stato ferito? Non lo so. Ma perché deve battere il calcio? No! Vediamo, ora facciamo. Questo è facile, Cristiano Ronaldo è un Allora, anzi ricominciamo. Così lo facciamo meglio. Anzi, voglio fare Ciccio Caputo. Se lo indovina è niente. Una cosa assurda se indovina Ciccio Caputo. Vediamo. Dai, vogliamo Ciccio Caputo. Io voglio incominciare, non voglio le classifiche. No. Grazie abiti maschili sì. È uno youtuber? No. Ha più di 35 anni? No. Ti conosce? No. È un cantante? No. Ma perché? Perché me l'ha fatto ricominciare? Vediamo. Akinito ci sta provando, fa parte del collegio, quando mai? Ha la madre ancora viva? Probabilmente no. No. È stato scoperto grazie a... No. Sì. È nato in Italia, sì. È un attaccante, sì. Ha a che fare con Napoli, no. Ha giocato nelle Juventus, no. Ha giocato nel Milan, no. No. Sì. Al tuffo biondo. Non lo so, non ci ho mai fatto caso. Al fratello sorella non lo so. A livello agonistico non lo so cosa significa. Al colore verde sì. Francesco Caputo, in realtà si chiama, però lo chiamano tutti Ciccio e non capisco perché. Comunque l'ha indovinato. Comunque il video finisce qua. Ciao a tutti e vi volevo dire sempre buona giornata da Pietro Magnifico. Ciao a tutti, ciao!